buongiorno, benvenuti alla Medicina 23, l'angolo che si occupa della medicina e della cura delle patologie che sono universalmente riconosciute a livello mondiale. Oggi parliamo praticamente dell'arte, cioè Cthulhu, Catone, se mi ricordo, forse questo qua, signora, che diceva praticamente che esistevano due tipologie di uomini, cioè esistevano, secondo lui, i buoni e i cattivi, no? Secondo Medicina 23, quindi secondo noi praticamente invece esistono due tipologie di uomini che sono diversi. Quello che ti rompe il cacchio e quello che ti strappa la minchia, cioè praticamente è così. Facciamo un esempio. Tu stai dormendo tranquillamente nel tuo letto caldo, no? Sono le 10 di notte. Cosa succede? Che da sopra il nonnetto inizia a tossire per 10 minuti così. Ecco, cosa succede praticamente? Che dopo 10 minuti questo nonnetto smette. Fortunatamente, quindi tutti si è rotto il cacchio, però riprende a dormire, non è perso sonno. Ma supponiamo praticamente che il nonnetto tossisca così per 3, 4, 5 ore, sino alle 6 del mattino. Quindi tu hai perso decisamente il sonno e non hai dormito, devi andare la mattina a lavorare. Ecco, quella è una persona che ti strappa la minchia. Ecco, ma a sostanza, quindi per queste persone praticamente esiste una soluzione. Medicina 23 ha pensato una sostanza a che cosa? Ha pensato alle soluzioni. La prima prova che abbiamo fatto è il TNT, il tritolo. Sì ragazzi, il tritolo. Tritolo però pone un problema perché ti si può sfacellare il solaio, quindi non è igienicamente corretto, quindi non è la soluzione giusta ed è soprattutto contro l'ecologia, perché noi siamo a favore dell'ecologia, d'accordo? Abbiamo pensato a un prodotto che è, diciamo, da un punto di vista ecologico sicuramente più vincente. E quale sarebbe un prodotto? Qual è? E questo praticamente è il gas. Noi praticamente tu cosa fai? Quando senti un letto tossire, cosa fai? Per porre fine a questo problema e anche per lui stesso, per dormire un pochettino, vai con la bombola, la metti il tuo vicino sotto lo stipite della porta, accendi e te ne vai. Sentirai che il letto dopo 10 minuti circa comincia a dormire tranquillo e non senti. Oh, ma così fai fuori, è illegale sta cosa. Ma come no? Ma sì, ma cosa? Comunque veniamo a noi praticamente. C'è l'ecologia, noi parliamo di ecologia. Ecco, praticamente noi abbiamo pensato a che cosa? A curare il male. Quante persone bevono acqua e non sanno cosa bevono? Cioè bevono l'acqua e stanno male. Allora noi abbiamo pensato praticamente a una altra, siamo andati avanti, oltre praticamente il male. Abbiamo pensato questo, noi prendiamo delle persone, prendiamo una campionatura di persone, circa 10.000 persone in Italia. E gli facciamo bere quest'acqua, l'acqua Conan, dove praticamente noi mettiamo dentro un po' di fango. Sì, sono prodotti ma il fango ti fa cagare. Sì, lo sappiamo che il fango gli fa male. Ma noi cosa succede? Quelle persone sicuramente stanno male per circa un po' di tempo. Allora noi cosa facciamo? Gli mettiamo praticamente, gli diciamo vieni da noi, compri da noi l'antidoto. L'antidoto è questo, praticamente l'acqua nevina, dove dentro ci mettiamo praticamente delle sostanze, non ve le diciamo praticamente, sono delle cagate praticamente, lo sai. Però queste sostanze gli fanno star bene. Ecco, noi facciamo, diciamo, tu vieni da noi, questo ce lo paghi una bottiglietta a 300 euro e starai sicuramente meglio, non avrai più problemi con l'acqua eccetera. Siamo a posto così in sostanza, quindi vedete, noi ci poniamo all'avanguardia. Ecco, noi abbiamo visto praticamente qual è il problema, siamo andati oltre il problema. Sì. Ma questa è una cosa illegale. Come illegale? No, è una cosa, guarda, è una cosa legalissima. Tu prendi praticamente, ecco, prendi quello che sta succedendo. Ecco, proprio per la bottiglietta, la vedi la bottiglietta, vaffanculo la bottiglietta. Non c'è più la bottiglietta, perché anche questa non c'è più la bottiglietta, cioè via le bottigliette, questa che si stanno sopra. No. Ah, parliamo di politica. La politica, cioè c'è questo problema della politica. Stanno tutti quanti pensando a fare pattetti e pattettini, rimpasti e rimpastini. Guarda, noi abbiamo pensato, come Medicina 23, proprio guarda, noi pensiamo anche a questo problema. Siamo andati praticamente, abbiamo chiamato Monti, abbiamo detto lo facciamo noi il rimpasto. E come lo fai? Semplicemente abbiamo detto tu ci porti la farina, non ridere, guarda cosa, farina integrale prelevata dai nostri orti e patti, ce la porti, ok? Domani mattina vieni a casa nostra, io ti presento due basiliane, ma due belle fighe basiliane, vestite di tutto punto con l'abito cerimoniale basiliano. Qual è? È il bikini. Vabbè, se non ti piace io lo togliamo. Praticamente noi le mettiamo così, alle spalle le facciamo praticamente impastare e da dietro, zac, li facciamo in Nord Italia. Sì, e abbiamo praticamente fatto il rimpasto. Ma poi ti ha preso la sera? Sì, c'è questo problema, praticamente che Monti è una persona un pochettino rigida, potrebbe essere, abbiamo detto, guarda, se a te non piace, non c'è problema, non partecipi. Ma se tu vuoi partecipare, rischi che tua moglie, vedete, sia gelosa, facciamo impastare anche a lei, a tua moglie. Chiamiamo tua moglie e facciamo reimpastare, certamente, sì. Piccolo particolare, dietro ti metti tu, e quindi no, non abbiamo problemi di questo tipo. Ecco.